I segni dell'impatto micidiale sono stati visibili per tutta la mattinata lungo la bretella che porta l'autostrada 28 tra i comuni di San Fior e Godega di Sant'Urbano, teatro dell'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. Stavolta a perdere la vita un uomo di 91 anni, Cirillo Gava, residente a Colle Umberto con la famiglia, ma originario di Cordignano. Lo scontro frontale dopo le 9 tra l'auto di Gava e un furgone di una ditta di giardinaggio che procedeva in direzione opposta. Nonostante l'intervento immediato del su M118, anche con l'elicottero decollato dal Cafoncello di Treviso, per il 91enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone, a sua volta ferito ma in maniera non grave, è stato portato in ospedale a Conegliano. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento coneglianese e i carabinieri che, supportati dal comando della polizia locale di San Fior, hanno svolto i rilievi di legge. Sembra che a invadere la corsia sia stata l'auto guidata dall'anziano, forse colto da malore. Era persona nota in paese, la vicinanza va la moglie e i figli e a tutti quanti coloro l'hanno conosciuto. In attesa di conoscere l'esatta dinamica dell'incidente, sono comunque fatti che lasciano segno. Dal sindaco di Colle Umberto un invito a evitare giudizi frettolosi, magari basati sull'età dell'automobilista, descritto come attivo e molto lucido. Dovessi andare a considerare la mera età anagrafica, sono molti di più i giovani che hanno il cellulare alla mano che non le persone over 60, over 70 che alle volte hanno una guida più attenta rispetto alle nuove generazioni e a tanti anche della mia generazione. La bretella è stata riaperta dal personale di Autovie Venete poco dopo mezzogiorno. Con la morte di Gava sale a 20 il bilancio delle vittime sulle strade trevigiane dall'inizio dell'anno.